I coniugani da anni sono, o meglio i produttori dei coniugani da anni stanno lavorando, si stanno evolvendo e hanno trovato quel treno della qualità che sui vini, che è l'unico strumento che può permettere appunto la valorizzazione del lavoro che fanno e dopo anni e anni di investimento stiamo raccogliendo dei successi, perché per noi sono dei successi anche se piccoli, ma li vediamo e li abbiamo visti in modo particolare quest'anno nelle proiezioni fatte anche da Veneto Agricoltura su quali sono i vini in crescita, e dopo i grandi mostri veneti arriviamo noi col nostro fior d'arancio, significa che abbiamo imboccato la strada giusta. Abbiamo questa forma embrionale, questa forma innovativa del consorzio a cui tendiamo e aspiriamo. I produttori del Greco di Bianco, questa piccola grande DOC, piccola perché si colloca in un territorio molto ma molto ristretto, che è quello del comune di Bianco, il comune è una frazione del comune di Casignana, ma grande DOC per la sua particolarità storica, per le sue caratteristiche, per non solo organolettiche ma anche di piacevolezza. Allora, partiamo dal Greco perché naturalmente anche per quanto mi riguarda l'inizio dell'attività dell'azienda, pur essendo di famiglia da secoli, ma a livello personale è iniziata proprio per dare di nuovo lustro al Greco. Quindi il Greco è una chicca enologica, è un qualcosa che ci apre porte, portoni, serrande, di tutto, dappertutto in Italia e all'estero, che in particolare a Bianco abbiamo anche delle unicità di alcuni vigneti che hanno proprio dei genoma unici. E quindi lavorare il Greco di Bianco Passito è veramente un onore per noi. Ovviamente non è solo il Greco, perché la scelta aziendale poi è stata quella di prediligere proprio la coltivazione di tutti i vitigni autoctoni, per cui noi lavoriamo il Mantonico Passito, che è un'altra chicca del nostro territorio, lavoriamo il Nerello Calabrese, un'altra chicca del nostro territorio, e questo ci consente di produrre dei rossi particolari, dei rosati, e un bianco secco prodotto con uva Greco Bianco di Bianco, che era destinata esclusivamente al Passito, e invece otteniamo un bianco secco. Siamo stati i primi nel 2013 a fare questa sperimentazione veramente, veramente di grande soddisfazione per noi negli anni, perché poi si è consolidata con molti piacevoli riconoscimenti. E noi facciamo bianco, rosso e rosato più il Greco di Bianco. Sì, stiamo impiantando vitigni autoctoni, sì, il Mantonico, stiamo andando sul Mantonico, sul Nerello Mascalese, stiamo andando sull'autoctono. Cerchiamo di puntare sul territorio. Palizzi è il comune più a sud dell'Europa continentale, quindi siamo proprio all'estremo sud dell'Europa. Abbiamo un territorio particolare, come ha detto lei, molto molto arido se vogliamo, una delle zone meno piovose d'Italia, che però il microclima, il territorio, i vitigni particolari che abbiamo, riusciamo ad ottenere un prodotto che tutti ci apprezzano e cerchiamo di valorizzarlo al meglio. Sì, per dare una continuità tutto l'anno abbiamo preso la vecchia focaccina che il nonno faceva come fornaio, abbiamo inserito il lievito naturale del panettone per dare una longevità, quindi una durata maggiore al prodotto, che può arrivare fino a 180 giorni. Così a questo punto è un prodotto vendibile anche all'estero. Come dargli il valore aggiunto negli aromi, nei gusti, usando aromi e spezie. Quindi la veneziana nasce a Venezia, è a Venezia nelle pasticcerie tutto l'anno, con un po' di aromi e spezie che nascono da Marco Polo nel 400 a Venezia, porta d'Europa per le spezie. Perché non usare questo claim, questa è l'idea, è nata 5 anni fa, siamo passati da 3 a 5, oggi a 7 spezie per ogni prodotto, e raccontiamo la storia dell'Osella, di Venezia e delle veneziane.
con questi aromi sentirete qualcosa di assolutamente unico, di accattivante, di coinvolgente, oggi usiamo un termine nuovo per fare un engage gastronomico da numero 1. Noi cerchiamo di capire le nuovi trend di mercato, siamo molto interessati comunque a tutto quello che è disruptive nuovo per tutti, e quindi le spezie abbiamo fatto questa ricerca anche noi e speriamo che abbia un buon risultato anche per noi giovani. Comunque noi siamo interessati alle cose nuove e dovrebbe avere un buon riscontro. Festeggiamo 25 anni di quella che definisco la nuova Colvetorazzo. Per cercare di un percorso diverso, provare a diventare un'azienda di riferimento qualitativo nella denominazione Conegliano Valdobbiadene. È una bottiglia che abbiamo voluto fare per festeggiare i 25 anni di questa nuova avventura Colvetorazzo, di questo essere insieme 3 persone che hanno messo tutte le proprie forze per raggiungere un determinato obiettivo. Abbiamo deciso di mettere in questa bottiglia il nostro cru, il Cartizze, per rappresentare simbolicamente questo nostro percorso, identità territoriale. Noi abbiamo le radici ben fonde sulle nostre colline e vogliamo esprimere le peculiarità delle nostre colline e proprio per questo produciamo esclusivamente Valdobbiadene DOCG. L'azienda appunto è un'azienda di famiglia, mio fratello oggi non c'è, ma c'è mia cognata insieme a noi a portare la Sicilia grigendina in giro per il mondo. Il Vinitaly ha una vetrina che ci consente di fare questo. Aver ottenuto questi risultati in un evento così importante come il Vinitaly per noi ci dà quella spinta, quella forza, quella carica di andare sempre avanti e cercare di fare sempre meglio. Innanzitutto è uno dei 4 premi ricevuti, ne abbiamo mandati in concorso 5 vini e su 5 vini 4 sono stati premiati insieme alla Denzia Bianco, che è un grillo in sole a Vitigno Autoctono siciliano. Abbiamo avuto premiato anche la Luci, il grillo in purezza, abbiamo avuto premiato il Laudari, che è uno Chardonnay che viene fermentato in baricche e affina qualche mese in baricche, e poi il nostro Lusirà, che è un Syrah in purezza. Siamo davvero felici di aver ottenuto appunto questi bellissimi risultati, ma il futuro noi lo vediamo bene, cioè nel senso che siamo consapevoli, ormai abbiamo fatto diverse vendemmie, decenni di vendemmie, sembra una ricerca a migliorarci sempre, vediamo che comunque ci danno soddisfazione, i nostri vini vengono bevuti, ci auguriamo e ne siamo convinti che continueranno a bere, pertanto siamo felici di quello che stiamo facendo, lo facciamo davvero con impegno e vorremmo continuarlo a fare sempre ogni giorno di più.